1700 persone della forestale rischiano praticamente di rimanere ferme. Praticamente sì, nonostante c'è l'assegnazione delle spese a livello regionale, per il fatto che non possono utilizzare le somme perché una norma gli vieta, a detta del dirigente, l'utilizzo per importi superiori a 50.000 euro. Questa norma è stata modificata, sabato finalmente è stata pubblicata, è stata approvata questa normativa, ma nonostante questo ad oggi ancora non abbiamo nessuna notizia. La nostra preoccupazione è dettata perché le fasce di garanzia occupazionale prevedono l'utilizzo di questi lavoratori per almeno 180 giornate, 151 e 101. Ma il fatto ancora più importante è che le fasi culturali all'interno ovviamente del bosco, per il fatto che stiamo partendo in ritardo, alcune fasi ormai sono saltate. Quindi i lavoratori da 5 mesi che non lavorano, in questi piccoli paesi incomincia a farsi sentire ovviamente la crisi e incomincia a venire fuori che c'è un dramma effettivamente familiare. C'è stato un inconveniente di natura normativa, diciamo così, per quanto riguarda gli avviamenti di quest'anno e devo dire che purtroppo la regione siciliana ha dormito un po' sonni tranquilli, cioè non è possibile che la gente non possa essere avviata al lavoro solo perché c'è un inconveniente tecnico che impedisce di fare gli avviamenti, cioè sono quelle cose che nella società civile di oggi si risolvono da un giorno all'altro e invece questa gente che doveva già essere avviata a metà di febbraio ancora oggi aspetta di prendere lavoro. Noi già da diverso tempo abbiamo sollecitato sia la politica sia l'azienda foreste a venire fuori e a trovare una soluzione a questo problema, perché i progetti devono essere fatti unici per cantiere, quindi ogni progetto si prevede, si deve prevedere la disponibilità finanziaria di almeno 3-4 milioni di euro. Con questa manifestazione vogliamo innanzitutto stimolare il prefetto a intervenire presso la politica regionale per far capire il disagio che c'è tra i lavoratori e se non abbiamo noi delle risposte concrete andremo a manifestare davanti all'azienda foreste fino a quando questa situazione non si sbloccherà.